in avanti, cercata la fisicità di Gallo, mette bene giù il pallone, poi alza in maniera enorme Passarani. Pizzi, buono il suggerimento per Mandara, manda a vuoto, scusate il gioco di parole, poi arriva il cross, non ci arriva Schisa, raccoglie all'altra parte il Lazio, ancora Schisa, forse con un braccio, ed è calcio di rigore per il Lazio sul destro di Schisa, l'ha toccata con la mano Ghinardello e allora Gianni si presenta sul punto di battuta. Gianni! Il primo gol del Lazio di Antonio Macidonio lo segna Gianni direttamente dagli 11 metri, è 1-0. Fischia l'arbitro. Parte Gianni, Kircher, poi Gallo! Ha raddoppiato il Lazio con Gallo, è 2-0. Apre il campo sulla destra, fa correre dall'altra parte Angela Carminucci, arriva il cross, schizza sull'ultimo palo con Passarani, tunnel di Passarani, Passarani, palo! C'è anche una sporcatura nella difesa del Bolzano, calcio d'angolo per il Lazio, c'erano 3 ragazze di Macidonio all'interno dell'area piccola, ha cercato il golasso Pizzi, calcio d'angolo per il Lazio, Gianni. Provano lo scambio corto, Pizzi, pennella in area per Angela Carminucci, tocca Kirchen e poi mancino sulla schiena di Cafiero. Controlla il cronometro, il signor Crudele, sbaglia Gianni, ne approfitta, o meno prova ad approfittare il Bolzano con Niedermayer, va alla conclusione, Scallon in 2 tempi. Una va lunga, l'altra va corta. Angela Carminucci disorienta l'avversaria, poi prova a lanciare Schisa, a lottare con Bauer, calcia direttamente in porta! Ha preso la traversa Schisa! Niedermayer vede la porta e calcia Niedermayer. Palla che esce non di troppo fuori, l'ha battezzata con gli occhi, Scallon rilancia, finisce qui, inizia benissimo anche il viaggio del Lazio di Antonio Macidonio che vince 2-0 contro il Bolzano alle firme Gianni e Giulia Gallo. Io vi lascio